Il picco di contagio in Veneto l'anno scorso è stato a Natale con 74.000 casi. Quest'anno si aspetta il picco a metà gennaio con 93.000 unità. Degli attualmente positivi in Veneto, quasi 156.000, l'area di Padova ne conta 29.112, il 18,7% del totale in Veneto. Parliamo di 1.138 nuove infezioni ogni 100.000 abitanti. Il tasso di positività dei tamponi negli ultimi 7 giorni è del 12%, 48% dovuto a variante Delta, 52% variante Omicron. Stiamo assistendo ad un lento ma graduale aumento dei ricoveri in ospedale, a fronte invece di un aumento molto più pesante per quanto riguarda i casi positivi sul territorio. 173 i pazienti attualmente in reparto, ad oggi 57 in area medica, 33 ricoverati in terapia intensiva, di cui 25 non vaccinati, con età media 58 anni, 40 in subintensiva, 6 bimbi ricoverati in area pediatrica anche di pochi mesi. Tra i pazienti anche 8 donne incinte, 3 non vaccinate e qualcuna con ciclo incompleto di vaccinazione. Il direttore generale fa sapere che il piano sanitario per l'emergenza arriva a prevedere 116 posti letto a Padova in terapia intensiva, che la pressione sui reparti esiste, ma che la situazione ospedaliera è tutto sommato stabile.